Tra le attività minori, diciamo, ma importanti, industriali, artigianali dell'Ottocento, possiamo considerarne almeno tre: la tipografia, le fonderie di campane e, diciamo, le terme, le acque termali, lo sviluppo delle acque termali. Per quanto riguarda la tipografia, Ceneda, prima di diventare Vittorio, aveva una tradizione già dal 1710 che continuerà poi fino ai nostri giorni. Una tradizione che nel contorno del territorio c'era solo a Belluno e a Treviso, quindi era importantissima la tipografia che si chiamava dei Cagnani, portata ancora nel 1710 dai vescovi per le esigenze del seminario e della diocesi, e questa tipografia continuò anche nell'Ottocento fino al 1860. Finì nel 1860 dopo 6-7 generazioni di Cagnani, ma subito venne sostituita da Gaetano Longo e poi dagli Zoppelli, e poi ci fu la continuità fino a... Perché è importante questa tipografia? Perché viene utilizzata inizialmente solo dai vescovi o delle esigenze del seminario, poi invece man mano venne utilizzata anche dalla borghesia in occasione di cerimonie di nozze, in occasione di cerimonie, varie cerimonie anche di carattere civili. Per esempio nell'Ottocento, per l'inizio delle attività ospedaliere, così naturalmente fu importante anche diciamo, l'utilizzo della tipografia. Un'attività non eclatante da un punto di vista di occupazione, ma importantissimo da un punto di vista di esplosione di attività a livello nazionale e anche internazionale, è la fonderia di Campane, che poi non sarà solo di Campane, una fonderia per il bronzo che si collocò a Ceneda nel 1800, in via Rizera, intorno al 1810, prelevando un'antica fonderia dei Zambelli. I De Poli, prima il padre e poi i figli, la lanciarono a livello, diciamo, nazionale, producendo fino al 1900 150 campane al giorno, all'anno, e quindi si calcolò che produssero in questa attività fino alla fine del secolo 5.000 campane, ottenendo anche dei premi internazionali prestigiosi, tra cui per esempio nel 1873 la medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Vienna. Però questa fonderia non produsse solo campane, ma tra le altre cose è interessante per esempio la fonderia del busto di Vittorio Emanuele II per un monumento ad Este, oppure ancora di più quella statua in bronzo di Tiziano Vecellio, alta quasi 3 metri, che troviamo nella piazza di Pieve di Cadore, posta nel 1880 e è stata proprio prodotta dalla fonderia De Poli. Quindi diciamo si dice di una fonderia di campane, ma in realtà lo sviluppo di questa attività fece sì che produsse anche di questo tipo di materiale prestigioso, perché veramente la statua di Tiziano Vecellio e Pieve di Cadore era stata già commissionata ad altri, poi si dovette ricorrere ai De Poli perché la fusione di 3 metri era molto complicata. Un'altra, diciamo, attività paraindustriale farmaceutica secondaria, ma di notevole importanza, è anche lo sviluppo delle terme di Vittorio Veneto. Già dal 1200 a Ceneda, a Salsa, c'erano delle sorgenti di acqua salsa, chiamata così, e che venne utilizzata localmente, ma soprattutto venne studiata già dal 1600 e proseguirono gli studi su questo tipo di acqua fino al 1827, fino al 1900. Però il vero utilizzo di quest'acqua
avvenne nel 1871, quando il farmacista Luigi Marchetti chiese l'autorizzazione al comune di Vittorio Veneto di poter costruire e produrre in modo industriale, diciamo, un edificio per l'imbottigliamento e la vendita di quest'acqua in Italia, un'acqua salso-bromo-iodica, insomma, ci sono tutte, ormai chimicamente era stata già studiata. E più tardi, intorno al 1880, un medico, Coletti, volle costruire delle terme proprio dove, praticamente nella località dove oggi si chiama l'Albergo Terme, dove fino al 1910, quindi per circa 20 anni, si ebbero molti, diciamo, pazienti, sia italiani che stranieri, che vennero, diciamo, a prendere l'acqua termale, i benefici della nostra acqua termale.